Gentili telespettatori, buongiorno, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato alla salute. In particolare quest'oggi parliamo di trattamento del dolore con la radiofrequenza, una nuova tecnologia. Dolore che è un'esperienza che un po' tutti abbiamo provato nella vita, che provoca disagio e che in qualche modo scombina e altera il nostro vivere quotidiano. Di questo parleremo quest'oggi, staremo insieme fino alle 14:30 e dunque vi presento il mio ospite. In studio con me c'è il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Buongiorno e ben trovato, dottore. Allora, partiamo proprio dal tema fondamentale di oggi, il dolore, una condizione che un po' nell'esperienza quotidiana di ognuno di noi c'è, o quantomeno c'è stata, ma che cos'è il dolore? Che cosa rappresenta? Purtroppo è un'esperienza che tutti ovviamente nella vita soffriamo in qualche momento. Il dolore è un campanello d'allarme. Sostanzialmente è un presidio del nostro corpo creato per avvisarci che c'è qualcosa che non funziona bene, che c'è qualche inconveniente. In sé il dolore è un impulso elettrico praticamente dalla zona interessata, che possa essere per un trauma, che possa essere per un disagio, una disfunzione interna. Da quella zona parte, dalle cellule di quella zona, un impulso elettrico che sale nel midollo, dal midollo viene trasmesso ai nuclei della base del cervello e fino alla corteccia, dove la parte alta del cervello, dove praticamente prendiamo coscienza di questo impulso negativo che appunto ha tante implicazioni anche per il sistema autonomo e quindi comporterà cambiamento della frequenza cardiaca, cambiamento del respiro, cambiamento della pressione, tutti effetti di contorno perché l'organismo si prepara a difendersi. Certo, quindi è un meccanismo di difesa che il nostro organismo mette in atto in qualche modo per avvisarci che c'è qualche cosa che non va, insomma. Sì. Perché quindi ha dunque un'importanza fondamentale il dolore per preservare appunto la nostra salute e l'integrità fisica del nostro corpo e farci capire appunto che c'è qualcosa che non funziona bene? Può essere un evento esterno e quindi anche lì è importantissimo. Per esempio pensiamo al semplice fatto di mettiamo una banale scottatura. Poniamo il caso che uno appoggi una mano in uno di questi sistemi moderni di cucine dove si scalda fino a essere rovente senza che si veda. Allora, se per caso accidentalmente appoggiamo un dito, la reazione dolorosa è talmente forte e immediata che ci fa retrarre immediatamente la mano. Se non ci fosse questo meccanismo di difesa, passeremo a una vera e propria ustione, bruciatura, eccetera. Quindi è proprio un meccanismo di difesa essenziale. Quelle persone che per alcuni motivi patologici possono avere in alcune parti metà di un arto la mancanza della sensibilità in questo caso si chiama nocicettiva, vanno incontro proprio a rischio di danni maggiori, di danni importanti se non hanno la sensibilità del dolore. Dolore che lei poco fa ha detto quando si presenta appunto innesca anche una serie di effetti che noi possiamo avvertire? Sì, del sistema cosiddetto autonomo, cioè noi siamo fatti di un sistema nervoso di cui abbiamo coscienza e un sistema nervoso che si chiama appunto autonomo, che vuol dire un sistema che funziona indipendentemente dalla nostra volontà. Noi non dobbiamo pensarci per regolare la frequenza cardiaca, la frequenza del respiro, tutte queste funzioni vanno in automatico. Il fatto che intervenga uno stimolo doloroso è una cosa che diventa importantissima per appunto il funzionamento del nostro fisico ed immediatamente viene attivato anche quella parte di sistema autonomo che ci mette sul difendersi. Allora appunto ci mette con tensione muscolare, cambio del ritmo di respiro perché abbiamo bisogno di più ossigeno, cambio della frequenza cardiaca perché dobbiamo essere pronti a reagire, scariche di adrenalina perché occorre tenere su il tono della circolazione di sangue, tutto un insieme di meccanismi di difesa. Certo. Appunto.
0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta e porre una domanda al dottor Alberto Alexandre. Dunque siamo qui e aspettiamo appunto anche le vostre curiosità. Quando però, dottore, si parla di dolore cronico, ne abbiamo parlato spesso nel corso delle trasmissioni che abbiamo fatto insieme. Che cosa significa però dolore cronico? Dolore cronico è sostanzialmente un'altra cosa, e intanto si definisce dolore cronico quando siano passati più di 3-4 mesi dall'insorgenza di una situazione dolorosa, ed è un cambiamento funzionale molto importante. Cioè, praticamente la persistenza di un fatto doloroso comporta dei meccanismi di sensibilizzazione periferica, di infiammazione, per cui il dolore comincia a staccarsi dalla realtà del vero autore del problema e quindi diventa di per sé un problema di funzionamento del sistema nervoso. Dolore appunto cronico può essere di solito un dolore sordo, persistente, ha diverse caratteristiche dal dolore acuto pungente. Che lo differenziano quindi. Sì, ecco, quindi come percezione, ma la realtà è che intervengono meccanismi di funzionamento differenti su come proprio i nervi conducono gli impulsi, e quindi anche i presidi per trattare questo problema cambiano. Diventa più utile avere certi farmaci, meno utile averne altri. Per esempio, tanto per fare un esempio più banale, più corrente, quello del cortisone, che in un dolore cronico non è più il farmaco appropriato perché sono cambiati i meccanismi biochimici con cui il problema si genera e si evolve, e quindi non sarà più così importante somministrare il cortisonico per gestire questo tipo di dolore, ma interverranno altri tipi di farmaci che al giorno d'oggi sono farmaci molto importanti e molto utilizzati, che agiscono proprio sulla conduzione elettrica. Bisogna pensare che tutti questi meccanismi nel nostro organismo sono condotti e governati da impulsi elettrici. Praticamente sono differenze di potenziali tra l'interno e l'esterno delle cellule. Questa differenza di potenziale appunto dà una scarica elettrica che corre lungo un nervo. Un nervo è una struttura che fabbrica questi impulsi nervosi millimetro per millimetro, possiamo dire, e quindi la conduzione dalla periferia verso il centro è sempre un meccanismo attivo che si trasmette nel percorso, e quindi in caso di dolori cronici è meglio agire con sostanze che governano questa biochimica della formazione dell'impulso dolore. Ci sono delle fibre nervose apposite per questo nell'ambito di un nervo. Quindi il dolore cronico ha delle caratteristiche particolari che lo differenziano dal dolore classico, acuto, potremmo chiamarlo, acuto, e anche più duraturo nel tempo, è una delle caratteristiche. Tende a restare più a lungo, infatti diventa poi il passaggio a parlare del dolore neuropatico, in quanto è il dolore proprio dato dalla mutata funzione o dalla disfunzione del sistema nervoso, dolore neuropatico perché soffre il nervo, cioè alterazioni dalla periferia si trasmettono per esempio alle cellule del midollo dove arrivano i nervi periferici, da lì possono addirittura arrivare a trasmettersi proprio come modifiche strutturali nella parte dei nuclei della base del cervello, e proprio cioè cambia l'organizzazione di funzionamento del sistema nervoso, e questo in termini medici si dice il dolore si centralizza, cioè diventa un problema proprio del sistema nervoso centrale, non più del nervo dove c'era l'organo effettore interessato. Certo. Che significato ha il cambiamento da dolore a dolore cronico e poi a dolore neuropatico cronico? Cioè che caratteristiche ha e che cosa significa quando appunto il dolore cambia in questo modo e assume questo significato? Certo, diventa una situazione che si stacca, può staccarsi da quello che era il fattore causale iniziale e può diventare una vera e propria malattia, il dolore in sé.
Questo può anche coinvolgere, sempre coinvolgendo il sistema nervoso autonomo che dicevamo prima, quindi i meccanismi della vasoregolazione, della vasodilatazione, della perfusione ematica nei tessuti, può trasmettersi anche in periferia con una situazione che si chiama allodinia, che vuol dire un tipo di dolore che in periferia diventa appunto una disfunzione neurovegetativa che non ha più niente a che fare con le cause iniziali, ma proprio diventa un problema di funzionamento dei meccanismi interni. Quindi un dolore che Quindi cambia, certo, e che certamente mina, insomma, la serenità della vita quotidiana, perché insomma convivere con il dolore sicuramente mette sotto stress il fisico ma anche la mente. Le implicazioni di limitazioni funzionali, di condizionamento al muoversi diventano alla fine implicazioni psicologiche, emotive, e questo delle volte, oltre ad aggravare appunto il benessere della persona e le relazioni sociali che la persona può vivere, può diventare un ulteriore meccanismo di aggravamento, diciamo, di questa malattia, perché psicologicamente può intervenire la depressione, può intervenire l'ansia, tutte cose che sono meccanismi funzionali automatici interni del nostro sistema nervoso condizionati dal problema dolore. Certo, tutto l'aspetto psichico e mentale che spesso appunto passa in secondo piano, no? Quando si prova un dolore anche particolarmente forte, ma che poi certamente influisce proprio nel tempo. Come si struttura la cura di questo dolore? Per parlare della cura di questi problemi bisogna che spendiamo due parole sul meccanismo di come il dolore arriva, diciamo, al sistema nervoso centrale, come il dolore viene percepito. E la cosa è stata capita e studiata ancora negli anni 60, quando è stata formulata la famosa teoria del cancello del dolore. È stata un'intuizione geniale che poi è stata dimostrata con gli studi biochimici ed elettrofisiologici, che mostra come avviene il fatto che un impulso del dolore entri fino al cervello e come esistano modi per cercare di arginare questo afflusso di impulsi negativi, perché abbiamo detto il dolore è un impulso elettrico e il fatto che arrivi al cervello in maniera dominante naturalmente fa soffrire molto. Se si riesce a trovare dei meccanismi che arginano questo afflusso di impulsi negativi, diventa gestione di questo dolore. Certo. Allora appunto con la teoria di Melzack-Wall è stata ben concepita, e l'esempio classico che possiamo appunto mostrare è l'esempio di un banalissimo fenomeno di traumatismo, dove per esempio la classica martellata viene descritta nei libri anche di lo stiamo medicina, proprio vedendo, appunto. ecco. La classica martellata è uno stimolo doloroso. Allora se tutti pensiamo, cosa succede? Istintivamente, appena riceviamo un colpo così, la prima reazione è di sfregarsi la parte colpita. Sfregarsi per esempio il dito traumatizzato, cosa fa? Ci fa per un attimo coprire la sensazione del dolore, e questo è esattamente quello che avviene poi nei meccanismi funzionali, cioè mentre il primo passaggio di un impulso è l'afferenza negativa che, come si vede appunto da mano lì presentata in verde, ha questa fibra che arriva al midollo dentro la colonna vertebrale. Le cellule lì raccolgono questi impulsi e li portano alla base del cervello. Immediatamente, devo aprire una parentesi, dal midollo stesso partono impulsi motori per spostare l'arto da dove mettiamo sia stato traumatizzato. Ma comunque, se questo è il meccanismo di afflusso dell'impulso negativo al cervello, nell'altra immagine rappresentiamo come agire con la stimolazione, per esempio cutanea, toccando nella zona appunto traumatizzata, fa partire una serie di altri stimoli più blandi ma più numerosi, più ricchi, più vari, che arrivano anch'essi al midollo e quindi diciamo sovraccaricano la via che dal midollo andrà alla base del cervello, e quindi diciamo proprio intasando il traffico, intasando la quantità di impulsi che si portano verso il cervello, praticamente vanno ad arginare gli impulsi negativi che vengono espressi appunto come dolore. E quindi
Questa teoria di filtro che ho espresso così in maniera molto sintetica è la spiegazione di base per meccanismi di trattamento come può essere un meccanismo appunto di governo del dolore con sistemi bioelettrici che possono essere per esempio la più raffinata delle attuali neuromodulazione con radiofrequenze pulsate. Certo. E questi sono meccanismi con cui si cerca di governare il problema senza dare farmaci. Ecco, gestione del problema anche per quel che riguarda il dolore neuropatico cronico, che abbiamo detto essere lo step successivo al dolore cronico, è quando praticamente il dolore diventa davvero una patologia vera e propria. È così. E quindi si possono dare questi stimoli di periferia che naturalmente invece che essere appunto preparati, somministrati in maniera così diciamo grossolana e superficiale come il fatto di sfregarsi o mettere il freddo sulla parte eccetera, diventano meccanismi molto ben calibrati, sofisticati e ben condotti attraverso miniaturizzati sistemi di ago-elettrodo con cui posso andare al bersaglio del punto da trattare e agire proprio governando il nervo o la parte di nervo da dove parte proprio la negatività. Ed è questa la famosa neuromodulazione periferica del dolore? Periferica del dolore, cioè con un elettrodo nell'organo, nella parte di organo interessata, portare degli stimoli bioelettrici con le radiofrequenze appunto al giorno d'oggi con cui vado a correggere appunto l'afflusso di impulsi negativi dalla zona verso il cervello. Una tecnica questa molto accreditata oggi, no? Una tecnica che al giorno d'oggi è molto accreditata. È nuova, per modo di dire, nel senso che è una tecnica che era stata concepita e intuita ancora addirittura pensi negli anni 60 come tecnica di neurolesione con le radiofrequenze, cioè ricordo anch'io tempi in cui con questo sistema di radiofrequenze si effettuava una vera e propria lesione del nervo che porta gli impulsi negativi verso il sistema nervoso centrale, perché all'epoca si riteneva che bloccare definitivamente la via fosse utile e costruttivo. Poi negli anni, vivendo le esperienze, raffinando le conoscenze, raffinando gli studi elettrofisiologici, si è arrivati a capire che non è così. Si è arrivati a capire che una lesione di un nervo può essere addirittura peggiorativa e invece appunto raffinando la somministrazione della radiofrequenza, che è diventata la radiofrequenza pulsata, si è arrivati a avere un risultato correttivo su come l'impulso viene condotto. È l'unica tecnica questa o si può utilizzare anche ad esempio l'ossigeno? L'ossigeno ozono può essere visto nell'arco della neuromodulazione chimica, cioè nell'ambito delle sostanze che chimicamente, farmacologicamente agiscono sulla conduzione del dolore. Ovviamente ci sono, come avevo accennato prima, i farmaci specifici per funzionare proprio sulla conduzione delle sinapsi nel sistema nervoso. L'ozono, per meccanismi che ancora non sono del tutto chiariti, in molte situazioni agisce proprio come un anestetico, agisce proprio come un meccanismo che ferma l'impulso del dolore. Quello che non abbiamo ancora sufficientemente studiato e sufficientemente capito di questi aspetti è che non sappiamo esattamente perché l'ozono può dare un risultato estremamente duraturo, mentre se io somministro un farmaco tipo un anestetico, un altro farmaco che localmente mi argina la trasmissione del dolore, può accadere che con l'ozono riesco a bloccare il dolore per mesi, addirittura per anni, con meccanismi che sono ancora allo studio. Certo. Tornando invece alla neuromodulazione con radiofrequenza, ci spiega un po' meglio come avviene? Abbiamo anche una slide che ci mostra proprio il tipo di trattamento. Ecco, questa sarebbe proprio la classica neuromodulazione con radiofrequenza applicata al ganglio del nervo, cioè
quel fascio giallo, diciamo, è la rappresentazione del nervo in uscita tra le due vertebre, dietro al disco, da dentro del canale spinale esce la radice nervosa. Proprio nel passaggio di uscita c'è un rigonfiamento di questo nervo che è il cosiddetto ganglio. Sarebbe letteralmente il cervello del nervo, cioè quell'insieme di cellule che sia governano la funzionalità del nervo verso la periferia, sia governano la funzionalità del nervo verso il cervello. Quindi agire lì e agire proprio sul nucleo vitale più utile, diciamo, da aiutare a funzionare. Quindi con quell'ago si va direttamente. In questo caso abbiamo rappresentato la puntura che accede all'uscita del nervo dalla colonna vertebrale, si va ad agire per dare alla zona del nervo questa serie di impulsi che cambieranno la sua funzionalità bioelettrica. Questa si chiama neuromodulazione post-gangliare, cioè fuori dal ganglio, quindi è una tecnica che si svolge anche a livello ambulatoriale, perché con un'apparecchiatura radiologica che mi permette ovviamente di vedere di preciso dove vado, è una cosa che si può fare in anestesia locale senza inconvenienti particolari. Vado a dare lo stimolo esatto sul posto dove devo agire. Praticamente, vediamo se riesco a dirla bene, l'effetto è quello di andare a interrompere lo stimolo doloroso, sì, e quindi in qualche modo interromperlo e correggerlo. Correggerlo più che interromperlo, perché purtroppo tante volte non si arriva proprio a bloccarlo, si arriva a appunto modularlo. Per niente si chiama neuromodulazione, proprio perché è una correzione di funzionamento. Si modulano gli impulsi elettrici. In questo caso la neuromodulazione, a differenza dalla neurolesione che ho accennato prima, invece di dare una scarica di radiofrequenze continua, la neuromodulazione appunto pulsata da 200 millisecondi di stimolo ogni secondo, quindi 800 millisecondi di silenzio e 200 di stimolo. Questa forma pulsata si è visto che ha appunto la caratteristica di governare la funzione elettrica del nervo, che è fatto di solito di un'onda quadra che si trasmette, e noi andiamo appunto, diciamo, a spacchettarla, per così dire. Ecco. Per che tipo di dolore viene utilizzata? Cioè, va bene per tutto, oppure è più efficace per determinate tipologie? Allora possiamo dire che si può, diciamo, un po' staccarsi da quella che sia la stretta eziologia, cioè causalità di questo dolore, cioè che sia un dolore per un'ernia del disco, per un'artrosi degenerativa, per un fatto di, per esempio, lesione virale, come può succedere per l'herpes virus, che può provocare lesioni nei nervi periferici. Cioè, a prescindere dalla causa originaria, questo meccanismo di azione si può applicare bene quando abbiamo un fascio nervoso, una struttura nervosa che viene colpita, cioè un target preciso. Diverso è invece, per esempio, il dolore viscerale, cioè il dolore degli organi interni, che ha una trasmissione che è attraverso rami nervosi multipli, in maniera più diffusa, e quindi non è governabile da queste tecniche così precise ad ago, che vanno in un punto precisissimo. Cioè, quando il farmaco non arriva a fare effetto, c'è la possibilità di utilizzare questa tecnica? Sì, si può vederlo proprio come un passo ulteriore o integrativo di un trattamento farmacologico. Stiamo parlando di persone che soffrono appunto di un dolore cronico neuropatico, quindi una situazione di sofferenza molto importante, molto invalidante o limitante la qualità della vita. Quando, diciamo, hai fatto il possibile per agire sulla causa che ha scatenato il dolore. Quindi questo non è un trattamento appunto mirato sul perché c'è il dolore, è che una volta che il dolore è un fatto consolidato e sulla causa che l'ha provato non posso più agire in maniera correttiva, agisco per arginare il problema dolore. E quindi è un trattamento molto specifico, quando anche l'effetto farmacologico, anche se ci sono al giorno d'oggi, dicevo, dei farmaci specifici che neuromodulatori appunto molto efficaci, può essere indispensabile agire su un punto particolarmente doloroso, su una fonte particolarmente significativa, e quindi agire direttamente sul posto. Da casa ci chiedono se può andare bene anche
per esempio per il trattamento del dolore per l'ernia discale, è un tema di cui abbiamo parlato spesso e di cui lei si occupa. Anche qui diciamo che è un trattamento che in fase acuta può essere di supporto, perché cercherò di agire sulla causa ernia discale. In fase di dolori cronicizzati può essere purtroppo delle volte una cosa necessaria o molto utile. Cioè voglio dire, davanti a un'ernia discale al giorno d'oggi, anche se si cerca di non fare la chirurgia aperta che per 50 anni ortopedia e neurochirurgia ha fatto, perché diverso non potevamo fare, si cerca, dicevo oggi, di agire in maniera mini-invasiva. Comunque la prima fase è correttiva del problema, correttiva del fatto che un pezzo di disco sia rotto e spostato contro un nervo, quindi lo comprima, lo tenga in situazione di ischemia, e quindi da lì nascono il dolore, l'infiammazione, la disfunzione, tutte le conseguenze. E quindi in fase acuta la neuromodulazione può essere un aiuto, perché mi contribuisce per la parte dolore alla disfunzione del nervo. A maggior ragione diventa invece proprio importante quando siamo passati al di là della gestione del problema ernia discale come fattore acuto di per sé, ma rimane il fatto che il nervo è rimasto sofferente e quindi genera questo dolore cronico, che è un dolore da governare in sé. Un altro telespettatore ci ha scritto un messaggio e ci chiede se può essere una tecnica valida per combattere il dolore persistente e forte alla spalla in seguito a un trauma. Ah, ok. Allora, anche qui la situazione ha un altro aspetto. Ci sono due considerazioni da fare. Una questione può essere proprio una disfunzione della spalla che, a prescindere dal motivo che meta ci sia, non entriamo nel dettaglio, che certo, è anche perché non sappiamo quella che può essere la condizione del telespettatore. Può esserci la capsulite, un problema della cuffia di rotatori, un problema di rottura di un tendine, eccetera. Ma comunque in queste situazioni una tecnica, appunto un aspetto innovativo della neuromodulazione è che si può entrare nella capsula articolare della spalla come si entrerebbe per fare un'infiltrazione, mettiamo di acido ialuronico o di cellule staminali, quindi con un ago sottilissimo entrare nell'articolazione e attraverso quest'ago collocare un elettrodo per le radiofrequenze e fare un trattamento di neuromodulazione intracapsulare. Questa è una cosa molto recente, diciamo degli ultimi 2 anni di applicazione clinica, e che ha dell'efficacia molto interessante, in parallelo ovviamente a cercare di correggere quello che sia il problema. Qui certo, bisogna vedere il caso della persona, specifico, se ha un certo, problema acuto, subacuto o cronico. Quando invece è una tecnica questa che non si può utilizzare? Cioè ci sono dei pazienti che non possono provarla? Più che la tecnica in sé non è proponibile per l'aspetto delle tecniche intracanale vertebrale, se devo cercare di fare o se vorrei fare una tecnica di neuromodulazione pregangliare. Quella che abbiamo mostrato nell'immagine di prima era appunto a lato della colonna vertebrale, al di là della struttura ganglio del nervo. Se invece per situazioni diverse volessi agire pregangliare, cioè prima di quel ganglio, cioè dentro la colonna vertebrale, chiaramente non posso farlo se la persona ha per esempio dei problemi di coagulazione del sangue. Ci sono delle persone che sono stabilmente in trattamento antiaggregante, meta per un problema di cardiopatia o di vasculopatia cerebrale, per cui gli serve avere un perenne trattamento con farmaci antiaggreganti. Il rischio di provocare dentro la colonna vertebrale, entrando con queste cannule, un sanguinamento è tale che è meglio non farlo, o se no dovrei modificare i farmaci della coagulazione. Allora occorre tutto un assetto gestionale del paziente multispecialistico e multifattoriale, in cui devo andare a valutare i pro e i contro delle varie cose. E così abbiamo risposto anche al telespettatore che proprio poco fa ci aveva scritto chiedendoci se si può provare questo trattamento finché si utilizzano farmaci per problemi alla coagulazione. Appunto, questo.
l'informazione insomma, certo, che abbiamo dato è questa. Sì. Altre indicazioni? C'è bisogno di anestesia? Appunto, beh, si fa con poca anestesia, nel senso che soprattutto in pazienti in cui la diagnosi oppure il meccanismo di trasmissione del dolore non è perfettamente chiaro, questo trattamento ha il pregio che può essere fatto a persona sveglia per aiutarci reciprocamente alla diagnosi. Cioè, se io ho dei dubbi su quale può essere la radice nervosa da andare a trattare in una persona per questioni di valutazione clinica, io posso andare col mio elettrodo, dare dei piccolissimi stimoli sensitivi nella zona e avere la persona che mi dice sì, gli stimoli che sto ricevendo corrispondono con il mio dolore, oppure no, mi interessano un'altra area. Allora, non sono stimoli evidentemente particolarmente pesanti o fastidiosi, però possiamo ottenere dalla persona la centratura di dire siamo a informazioni bersaglio. precise e preziose, no? Per quello che si sta andando a curare. Siamo sul punto dove soffri, perfetto, quindi dalla stimolazione a quel punto si passa alla neuromodulazione, cioè cambia il programma di lavoro di questo ago elettrodo. Il bello è che la neuromodulazione di per sé non provoca nessuna sensazione, non è che il paziente senta delle scosse, del formicolio, nulla, quindi è un trattamento del tutto neutro. Una volta che è centrato e localizzato, la persona non soffre semplicemente nulla, deve solo aspettare i minuti del trattamento, e il trattamento viaggia appunto con un computer che ovviamente governa le frequenze bioelettriche, la temperatura e tutte queste cose. La persona non ha nessuna sensazione, soprattutto nessuna sensazione negativa, e il trattamento si svolge appunto in collaborazione. Anestesia locale, quindi? Una piccola anestesia locale per pungere con l'ago e poi trattamento in collaborazione diretta. Certo. Viene applicato sempre nella stessa sede e quindi ogni trattamento è localizzato nella stessa parte, insomma, che viene trattata? Dipende appunto da quali sono le sedi. Per esempio ci sono alcuni trattamenti che stanno ad essere fatti dentro la colonna vertebrale perché abbiamo l'interesse di agire sulla struttura di connessione del ganglio del nervo con il midollo all'interno della colonna vertebrale, e quindi andiamo ad agire, come ho portato un esempio da far vedere, questa stimolazione proprio andando, si chiama pregangliare, con questo elettrodo sotto scopia radiologica naturalmente. Descriviamo bene, dottore, cosa stiamo vedendo nella slide, perché spesso insomma, non è facile, di facile comprensione. Ecco, allora il paziente è in posizione a pancia in giù, quindi quelle gobbette che si vedono nella parte alta dell'immagine sono le spine che si sentono sotto pelle. Sotto a quelle c'è la struttura che è il canale dei nervi, sotto a quella ci sono i cubetti di osso che sono le vertebre. Tra un cubetto e l'altro si vede l'ombra di quello che è lo spazio del disco. Quello che si vede è l'elettrodo inserito, che sarà inserito appunto dal fondo della schiena nel passaggio tra il sacro e il coccige. Sotto scopia radiologica l'elettrodo viene portato avanti. Quando sono arrivato in quel punto lì, che è dove appunto nasce il nervo in corrispondenza tra una vertebra e l'altra dove c'è il disco, quindi lì posso, quella piccola ombra nera, mettere un mezzo di contrasto, cioè una sostanza radioopaca che mi conferma che sono posizionato di fianco al nervo, e cominciare con quell'elettrodo collocato lì dentro a fare il trattamento che è appunto questa stimolazione tra il ganglio e il midollo, quindi pregangliare. Vediamo anche la successiva, così vediamo proprio tutta l'evoluzione del trattamento. Questa tecnica si combina col fatto che, vede, continuando con delle manovre di lavaggio, di collocare del mezzo di contrasto per vedere quello che sto facendo, con l'elettrodo ho potuto andare quel centimetro più avanti, meno di un centimetro più avanti, ma questo vuol dire aver fatto un intenso lavoro di liberazione dalle aderenze. Metto il mezzo di contrasto che mi mostra dove il mezzo di contrasto si blocca, perché vede che ho riempito col contrasto in nero fino a un certo punto, poi da là in su il contrasto non si muove più.
continuando le manovre di pulizia, di lavaggio che facciamo, nella prossima immagine si vede come lo spazio è stato ripulito e quindi i fluidi che sono evidenziati sempre col mezzo di contrasto, quelle ombre in nero, passano liberamente intorno ai nervi e quindi ho effettuato sia la neuromodulazione sia il trattamento che si chiama appunto di peridurolisi, cioè di pulizia dalle aderenze, in modo da riportare la circolazione di sangue utile ai nervi direttamente lavorando sulla guaina. Quanto dura questo trattamento? Questo è un trattamento che dura mezz'ora, 35 minuti. Questo si fa con un po' di anestesia in modo che la persona più che altro sia completamente rilassata, tranquilla. Non occorre nemmeno far dormire la persona perché non è un trattamento di per sé doloroso. È un trattamento in cui è utile che la persona sia del tutto rilassata, dormicchia, se occorre possiamo per certi momenti alleggerire l'anestesia e ottenere quella collaborazione che le dicevo di dimmi se corrisponde ai disturbi che hai o no, poi lo si fa riappisolare per lavorare più a largo raggio, quindi è un trattamento molto utile che si può fare a una persona in ricovero di giornata, quindi in regime di day hospital senza nessun inconveniente. Chiarissimo. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, torniamo davvero tra pochissimo perché abbiamo ancora molto da raccontarvi su questa tecnologia della radiofrequenza. Tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora insieme, spazio dedicato alla salute, in particolare stiamo discutendo del trattamento del dolore attraverso una nuova tecnologia, quella della radiofrequenza. In studio con me c'è il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI, che ci sta appunto raccontando anche che cos'è il dolore, insomma, che abbiamo detto essere parte davvero della nostra vita quotidiana. Abbiamo chiarito insomma un po' quali sono le patologie o comunque i dolori per cui questa tecnica è particolarmente indicata. Per i cervicali, che è un dolore in continuo aumento e che molta popolazione quotidianamente prova e soffre, si può fare qualcosa con questa tecnica? Si può fare qualcosa con delle applicazioni francamente proprio del tutto nuove. Il problema della cervicalgia, della disfunzione cervicale, della complessa sintomatologia che viene assieme, perché spesso diventa cefalea, diventa dolore frontale, il peso degli occhi accompagnato magari a vertigini, nausea, tantissimi sintomi che vengono proprio dalle strette connessioni che ci sono dal sistema nervoso della colonna cervicale con l'organo dell'equilibrio che è l'orecchio interno, con la vista, con l'atteggiamento posturale, quindi purtroppo è un comparto che è molto delicato. Questa patologia è francamente molto aumentata in questi ultimi 2 anni, probabilmente per le limitazioni di vita del Covid, per le abitudini posturali che abbiamo tutti di vivere a computer o col cellulare, sempre a capo chino, e quindi purtroppo tantissimo di più di aumento, che può essere legato sotto a una discopatia degenerativa, cioè il fatto che le cartilagini non sono più così belle elastiche per i movimenti delle vertebre e quindi la muscolatura del comparto va in contrattura, atteggiamento di difesa naturale per tenere fermo il collo che però diventa maggior fonte di dolore, difficoltà a riposo notturno per questi disturbi che poi magari si irradiano alle braccia, alle mani con formicoli, disfunzioni. In questa patologia è entrato recentemente dagli Stati Uniti un sistema nuovo che si chiama PENS, che è un sistema appunto di neuromodulazione. Insieme con questa slide come funziona. Sarà interessante vedere perché qui le cose cambiano radicalmente. Parliamo di dolori che non sono dolori come da una si chiama radicolopatia, cioè da una compressione o sofferenza di un nervo perché è compresso da un'ernia e quindi un dolore puntiforme che segue il percorso di un nervo, per esempio dal collo al braccio alla mano. Parliamo di un insieme di disfunzione dolorosa del collo con contrattura dei muscoli, con questa sintomatologia ampia, varia ma molto pesante che abbiamo detto.
Allora, come si vede nell'immagine, in questo caso l'elettrodo viene inserito con una semplice puntura, ovviamente la facciamo sotto controllo ecografico, una semplice puntura della cute portando l'elettrodo trasversalmente nel collo, nel sottocute. Quindi andiamo a gestire e trattare l'innervazione diffusa di tutta l'area sottocutanea e sottostante fasciale dei muscoli con questo generatore sempre di neuromodulazione, sempre questo generatore di radiofrequenze pulsate che però dà appunto una stimolazione generale diffusa che governa il tono dei muscoli, governa il microcircolo, perché anche la circolazione di sangue è soggetta a questi meccanismi neuronali e biochimici per cui il dilatarsi o meno delle vene, delle arterie dipende da come i nervi funzionano, e quindi tutto questo contribuisce alla sofferenza del muscolo, all'irritazione del nervo, alla difficoltà del movimento. Quindi questo sistema è un sistema delicatissimo, possiamo dire del tutto un sistema a rischio zero che si svolge a livello ambulatoriale, è un'applicazione che dura una mezz'oretta di questo elettrodo. Anche in questo caso il concetto è quello della non provocazione di stimoli, di sensazioni strane, perché la neuromodulazione, questa somministrazione di radiofrequenze non genera sensazioni, e la persona in loco riceve un trattamento il cui risultato va poi sviluppandosi e maturando nei giorni, nelle settimane seguenti. Gli studi sono recentissimi, quindi parliamo di un paio d'anni di esperienza negli Stati Uniti. Le cose una tecnica nuova. Sì. E quindi quello che si è raccolto e che si è convalidato come esperienza clinica è appunto che l'efficacia di questo sistema va maturando nel giro dei 2-3 mesi seguenti. In persone che hanno questi problemi legati proprio al cosiddetto dolore miofasciale si è visto che l'efficacia del trattamento, anche un solo trattamento, può essere di lunghissimo tratto, veramente certo. Molti mesi. A livello ambulatoriale invece che cosa si può fare? A livello ambulatoriale, diciamo ancora più di superficie, esistono delle altre apparecchiature di neuromodulazione transcutanea che sono dei sistemi che sono al limite tra la fisiatria. Al giorno d'oggi esiste questo mondo che si chiama fisiatria interventistica, e quindi sono delle tecniche che utilizzano sempre sistemi così di neuromodulazione, ma non occorre nemmeno pungere la persona, si entra con una placchetta proprio a trattare diffusamente l'area, diciamo con un delicato massaggio, perché il sensore di computer che c'è all'interno del manipolo ci indica quali sono i punti di minor resistenza, i punti attraverso i quali gli impulsi di radiofrequenza penetreranno con facilità, e quindi si riesce a fare un elettroterapia con neuromodulazione che agirà moltissimo non solo sul rilassare la muscolatura, ma proprio anche qui sul governare la trasmissione del dolore. Quindi è un trattamento che nella sua manuale semplicità assoluta di applicazione ha un'efficacia anche qui che si espande nel tempo, perché questi trattamenti di correzione della funzione del nervo sono trattamenti che maturano un po' alla volta. Vorrei dire una cosa in particolare sulla interdisciplinarità di questi trattamenti. Il fatto di avere miniaturizzato le nostre azioni, diciamo, di gestione dei problemi delle persone ha portato tante discipline a convergere. Allora parliamo per esempio della gestione del dolore da parte degli anestesisti, la terapia del dolore, la gestione del dolore o della disfunzione da parte del neurochirurgo, le azioni correttive sulla funzionalità delle persone da parte del fisiatra.
convergendo tutti praticamente a tecniche minimamente invasive, tecniche estremamente sofisticate dove è molto oltre il trattamento biochimico, il bioelettrico o il biofunzionale che viene attivato, e per cui praticamente è nata questa specialità di fisiatria interventistica, perché è un fisiatra, quindi uno che era, diciamo, abituato a lavorare manualmente, a lavorare con apparecchiature esterne sulla persona, ma può arrivare a fare trattamenti ad ago appunto con queste tecniche, così come ci arriva il terapista del dolore anestesista che è andato riducendo la sua invasività, così ancora di più il neurochirurgo e il neuroradiologo, che sono specialisti, diciamo, abituati ad un'azione più chirurgica, più meccanicistica, che hanno altrettanto invece sviluppato moltissimo la correzione funzionale, e quindi il rispetto dell'anatomia della persona, il fatto di agire senza dover cambiare la forma della struttura della persona, senza dover tagliare, demolire, cambiare le cose fisicamente, ma appunto correggere come funzionano, aiutare la persona a star bene senza dover necessariamente manomettere. Certo. Senta dottore, tutte queste tecniche di cui abbiamo parlato quest'oggi, soprattutto le più innovative, le più insomma all'avanguardia, vengono appunto praticate all'Istituto EUNI, di cui lei è direttore sanitario. Volevo sapere un po' qual è il beneficio che i pazienti avvertono, cioè quanto tempo serve prima di avvertire insomma, il sollievo, quanto dura nel tempo, un po' nel suo punto d'osservazione come stanno andando, come vanno insomma, queste tecniche. Certo, ci sono applicazioni che hanno un'efficacia sull'immediato, appunto viene l'ozono e dei farmaci di gestione della alterata circolazione di sangue nei nervi che hanno un effetto correttivo in tempo reale, potremmo dire addirittura, o a tempo brevissimo. Altre tecniche come queste che hanno bisogno, diciamo, di maturare la loro efficacia sul funzionamento dei nervi nel giro di settimane o di mesi, e altre tecniche che invece correggono proprio i rapporti meccanici tra la struttura degenerata, come poteva essere per esempio un disco, e la struttura del nervo, e quindi diciamo tempi intermedi. L'interessante è costruire una catena di trattamenti il cui scopo globale è ottenere che la persona stia bene senza, diciamo, voler a tutti i costi avere una tecnica elettiva necessariamente quella, ma cercando di essere duttili sulla applicazione di che cosa alla singola persona è più appropriato. In questo bisogna inserire anche la possibilità di effettuare dei trattamenti domiciliari. Ci sono al giorno d'oggi sviluppati possiamo dire dei servizi che vengono fatti a domicilio della persona e che, dotandosi, non dico di queste apparecchiature, ma di sistemi di terapia portatili e di efficacia sicura, senza rischi di effetti collaterali, gestibili dal fisiatra, gestibili dal fisioterapista, possono essere anche svolti a domicilio delle persone che non sono in grado di muoversi per andare con in un numerosi ambulatorio. vantaggi naturalmente per queste infiniti persone. Vantaggi di non doversi necessariamente dislocare, di non dover affrontare spostamenti, viaggi continui per... Certo. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI, di essere stato un'altra volta con noi, di averci spiegato anche questa possibilità appunto nel trattamento del dolore e di svariate patologie. Grazie dottore, grazie anche a voi di averci seguito da casa, vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.